Bentrovati, ci avviciniamo al fine settimana, oggi giovedì vi diamo un'altra puntata di venetoglobe.com, l'appuntamento è dedicato al mondo sportivo, naturalmente le nostre interviste, i nostri reportage, le nostre dirette e naturalmente tutto quello che concerne il mondo dello sport nel Veneto e non solo. Apriamo con una panoramica nazionale ed internazionale, la nazionale femminile di volley di Mazzanti attende di scendere in campo adesso per le semifinali con l'Italia tra le 4 migliori al mondo. Ora prima gara con la Cina domani mattino ore 9:10 ora italiana. In bocca al lupo. Ieri vertice invece al CONI per l'Olimpiade Milano-Cortina 2026. Malagò ha incontrato i sindaci Sala e Ghedina, rispettivamente di Milano e di Cortina d'Ampezzo, e i governatori del Veneto Zaia e della Lombardia Fontana. Il vertice al CONI ha confermato che salto e fondo si terranno in Val di Fiemme, sci alpino anche in Valtellina, cabina di regia comunque in ogni caso fissata in Lombardia. La Serie A del calcio ritorna dopo la pausa per la nazionale, si ritorna il prossimo 20 ottobre, dopodomani, con Roma-Spal, Juventus-Genoa e Udinese-Napoli, un primo assaggio di una bella giornata di campionato. Andiamo in B dove si andrà in campo domani e poi tra l'altro c'è anche il derby veneto che si giocherà invece il 21 tra Venezia e Verona, un derby che vede sulla panchina del Venezia il neoentrato appena arrivato Zenga, che ieri sera tra l'altro, nota di colore, ripreso un po' da tutti i quotidiani quest'oggi, era a vedersi al tagliercio il basket, la Umana Reyer che ha vinto contro Napoleon per quanto riguarda il turno di Coppa. Venezia-Verona, vi dicevo, per il derby veneto. Poi sabato Cittadella-Brescia e Crotone-Padova. Andiamo in Serie C dove ieri sera si è andati in campo. Per quanto riguarda il girone B, i risultati che ci interessano sono quelli del Pordenone che è andato a Pesaro a giocare contro la Vis Pesaro e ha vinto 2-1. Renate Virtus Verona, anche in questo caso vittoria esterna, il Virtus Verona vince per 1-0. Sudtirol invece batte Triestina 2-0 e il Vicenza di Rosso batte il Monza di Berlusconi, che però non era in tribuna, per 3-0 al Menti. La Serie D, girone C, vede una giornata piuttosto particolare, quella di ieri, perché c'è da segnalare il cambio di panchina a Campodarsego, dove è stato esonerato Antonio Paganin, e c'è un ritorno dopo essere andato lo scorso anno a tentar fortuna a Como. Andreucci, che non è riuscito a guadagnare la promozione per un soffio, ritorna nel Veneto e ci ritorna appunto al Campodarsego, dove prende il posto di Antonio Paganin. Alla Clodiense, altro cambio, Vittadello sostituisce Mattiazzi. Passiamo in Eccellenza dove nel girone B la notizia che abbiamo già dato l'altro giorno è quella del cambio in casa Treviso. I biancocelesti hanno esonerato Graziano e hanno acquisito Lele Pasa, per lui un ritorno, tra l'altro come giocatore ha sulle spalle una promozione, quindi Pasa guiderà i biancocelesti fin da domenica a Farra di Soligo contro il difficile QDP. Treviso rischia tra l'altro in una gara delle ultime della classe e attenzione perché chi perde potrebbe rimanere da solo in fondo alla classifica. E allora sentiamo Lele Pasa intervistato dall'ufficio marketing e dall'ufficio stampa della società trevigiana. Eccolo qui. Mister, per te è un ritorno a casa, da oggi comincia questa tua nuova avventura a Treviso? Sì, direi di sì. Non ci ho messo tanto a trovare un accordo col presidente. Per me è una società dove ho lasciato veramente il cuore, una piazza dove mi vogliono ancora bene e mi auguro che questo mio percorso possa essere soddisfacente per me e per tutti i tifosi. Senti, come trovi la squadra? Già ti sei fatto un'idea? Sei riuscita a vedere qualche partita? Sì, ho visto più di qualche partita del Treviso. Direi che è una squadra che ha delle qualità, una squadra che è molto penalizzata dai 3 punti tolti per l'errore che c'è stato,
però credo che alla fine ci si possa lavorare, credo che i ragazzi abbiano bisogno, secondo me in questo momento qua, come spesso succede quando c'è un cambio di allenatore, di trovare stimoli ed entusiasmo e questa secondo me è la strada più semplice e migliore in questo momento qua, oltre a tutto il lavoro sul campo logicamente. Che impressione ti ha fatto il presidente Visentin? Il presidente mi ha dato idea di una persona tosta, con le idee chiare, una persona che ci tiene a far bene e credo che ci sia già una buona sintonia con lui. Campionato di eccellenza, ti sei fatto un'idea, è duro, Treviso potrà dire la sua, dovrà dire la sua vista anche la posizione di classifica. Guarda, la mia idea in questo momento qua, poi ieri ho salutato un po' di giocatori, è proprio di pensare partita per partita, è inutile che noi stiamo qui a guardare a gioco lungo, abbiamo 2 punti in classifica, abbiamo subito una partita tosta domenica, quindi l'idea migliore e più consona a quella che è la classifica è di pensare gara per gara senza andare a pensare a gioco lungo. Tu hai già avuto un'esperienza in panchina a Treviso con mister Gotti, però adesso diciamo la responsabilità è solo unicamente tua, non c'è più il confronto con Luca. No, mi piace il mio lavoro, è un lavoro che ti dà delle grosse responsabilità, non è facile entrare nella testa di un gruppo. E da giocatore è molto più semplice, alla fine quando entri nella testa dell'allenatore il gioco quasi è già fatto, invece gestire 20-25 persone, poi tutto quello che ci gira in giro è la cosa più difficile, però è anche di grosso stimolo. Il tuo arrivo nel capoluogo ha creato un grandissimo entusiasmo nei tifosi, anche perché attorno a te sono legati dei ricordi di un periodo probabilmente indimenticabile, bellissimo da parte del Treviso, e soprattutto la frase ricorrente delle ultime ore è che se i calciatori adesso imparano a tirare le punizioni come le tirava il mister, abbiamo risolto qualche problema. Non lo so questo, io ho grossa stima della gente di Treviso, mi hanno voluto bene, abbiamo fatto 3 anni fantastici, però credo che alla fine per stare ancora meglio bisogna vincere partite, quindi l'obiettivo è vincere più partite possibile, poi tutto il resto viene in conseguenza. Mi auguro che possano stare vicini a questa squadra qua, che in questo momento, è inutile negarlo, è in difficoltà, e spero che con l'aiuto un po' mio come tecnico, ma soprattutto della società e poi anche dei tifosi, pian piano riusciamo a risalire la china. Un ultimo pensiero, mi dicevi, va a un tuo ex compagno di squadra, mister Graziano, che comunque ha fatto il possibile per far bene, perché ovviamente lavora per fare il bene, ma purtroppo non ci è riuscito. Mi dispiace tanto, lo sentirò nei prossimi giorni, gli ho mandato un messaggio, è un ragazzo che stimo, abbiamo giocato assieme, tra l'altro secondo me anche un ragazzo molto preparato, però non sempre le ciambelle riescono col buco, nonostante tutto l'impegno, il lavoro che lui ha messo, qualcosa non è andato, e gli auguro per il futuro le migliori fortune e poi lo sentirò logicamente. Sei emozionato, si vede che non vedi l'ora di ricominciare e soprattutto, come ti dicevo, su una piazza che te sta molto a cuore. Sì, sono anche un po' emozionato, sono un po' in tensione perché veramente tra ieri e questa mattina è stata un po' tutto un correre per varie cose. Mi auguro che poi quando inizia il trend normale della settimana, quindi col gruppo, con i giocatori, riesco con tranquillità a trasmettere le mie idee. Logico che ci sia un po' di tensione per Pasa, perché come vi dicevo prima l'incontro con il QDP non è dei più tranquilli e quindi bisogna approcciarlo in una maniera un po' particolare, ma Pasa, che è un vecchio, tra virgolette, volpone della categoria, insomma, e dei campi da gioco, saprà come fare sicuramente, non ha bisogno di noi. Parliamo anche di Eclisse Careni Piovigina per rimanere nella eccellenza, perché ieri la società del presidente Mario Piovesana è stata premiata, proprio è stato premiato il presidente Piovesana con una benemerenza del CONI, e allora complimenti all'Eclisse. Cambio di allenatore, perché ormai ci siamo, a Fossalta di Piave, dove a proposito di ex Eclisse Careni Piovigina va a sedersi sulla panchina Marco Conte. Lo scorso anno Marco Conte aveva fatto l'esperienza anche di direttore sportivo del Montebelluna. In bocca al lupo e buon lavoro a Marco Conte. Intanto sono stati definiti anche gli abbinamenti di Coppa Italia, parlavamo prima del Treviso, l'eccellenza vedrà i quarti di finale tra Nervesa
Nervesa e Treviso. Si giocherà il 7 novembre alle 20:30. Ancora il campo deve essere deciso, quindi Nervesa-Treviso, questo è l'accoppiamento, l'abbinamento. L'altro abbinamento è Mestre-Falmec-Vittorio Veneto. Lasciamo il calcio, la pagina del calcio, per passare a quella del basket, perché si avvicina una domenica interessantissima, quella della TVB Treviso Basket, che a Piacenza ha vinto 92-79, vorrebbe aprire un'altra striscia positiva andando a vincere in casa. Si giocherà alle ore 12 al Palaverde contro la Fortitudo Bologna, ma sarà sicuramente tosta, sarà sicuramente dura. La sfida tra le due squadre arriva in un momento di inizio campionato, non deciderà ancora nulla, però insomma i valori vanno fatti rispettare. Il Ponzano Basket di Serie A2 femminile invece cerca la vittoria, lo farà sabato sera in quel del Palacicogna di Ponzano Veneto, grazie anche al nuovo rinforzo che si sapeva era già stata acquistata, Gloria Vian, che vedete esordirà sabato sera proprio a Ponzano al Palacicogna davanti al proprio pubblico contro Varese. Vi ricordo che noi saremo in streaming audio e video in diretta per quanto riguarda il nostro streaming www.venetoglobe.com, ci trovate e poi la partita verrà anche registrata e quindi la troverete on demand. Lasciamo il calcio, anzi lasciamo il basket in questo caso e andiamo a parlare di Imoco Volley Conegliano. Si avvicina anche qui a grandi passi l'inizio del campionato, ci sono i mondiali in corso dove ci sono 3 pantere impegnate con grande merito e con grande bravura, Silla, De Gennaro e Anna Danesi. Per quanto riguarda invece il sestetto di Santarelli, che si sta allenando dall'inizio della preparazione, ha visto ieri una netta vittoria 3-0, 4-0 sarebbe stato, ma citiamo il 3-0 contro il Trento dell'ex Negro. Tra l'altro le cronache dicono una grande Fabris e una grande Volos in spolvero entrambe. Noi andiamo a sentire le dichiarazioni di Fabris quando ritornò, dopo essere andata via con la nazionale, e ritornò a Treviso per iniziare gli allenamenti. Sentite le sue parole fatte di tanta carica e di tanta voglia di cominciare. Bentornata Sam, quest'anno possiamo chiamarti Sam, vero? Sì, grazie mille, è bello tornare veramente. Detto così, subito un grande abbraccio con Raffaella. Sì, sono veramente contenta di vedere tutti, anche lei, soprattutto allenare con la palla, che il recupero sta facendo bene e sono contenta di tornare qua. Tu come stai? Io benissimo. È stata un'estate lunga. Sì, lunga, abbiamo fatto l'European League dove non è andata come speravamo, poi abbiamo vinto oro ai Giochi di Mediterraneo che è andata abbastanza bene, poi sì, come volevamo, e poi alla fine qualificazioni europei che abbiamo fatto 4/4. Beh, adesso con Santarelli, insomma, sì. Sì, infatti ci siamo visti poco tempo fa, sono molto contenta che è arrivato alla nostra nazionale. Penso che con lui, se lavoriamo, c'è tanto spazio da migliorare. È arrivata anche Samadan? Si è arrivata anche la Shamadan, che lui l'ha vista nel mese che è allenato con noi, ci dà una mano in più perché abbiamo bisogno sicuramente in questo momento e sono contenta che è qua. Come giudichi la squadra? Forte, tutti insieme forti, abbastanza. Quanto ti è mancato l'ambiente, quel gruppo fantastico che si era creato l'anno scorso? Mi è mancato parecchio, comunque ci siamo sentite anche durante tutta l'estate, ci siamo anche viste in vacanza, è veramente bello, sono emozionata di tornare qua. Nagaoka arriverà, però arriverà dopo il mondiale, quindi avrai molto lavoro da fare anche durante la preparazione. Sabato c'è già un primo allenamento congiunto, quindi subito al lavoro. Sì, questo è prima estate dopo tanti anni che faccio una preparazione del club perché purtroppo non ci siamo qualificati ai mondiali, però sono contenta, iniziamo da capo e anche con la Asha ancora più tempo di fare ancora meglio di l'anno scorso e c'è abbastanza tempo di arrivare in forma giusta quando servirebbe e per Nagaoka faccio un bocca al lupo per i mondiali.
Stampa che dice martello Fabris e in effetti ha devastato Trento e naturalmente in grande forma, in grande spolvero insieme alla palleggiatrice Volos. Lasciamo la pallavolo femminile e passiamo al rugby, passiamo al Benetton che si sta preparando per partire domani per andare ad Agen in Francia dove affronterà ancora un turno di Coppa, di Challenge. Questa foto che vedete è invece quella di Nasi Manu perché la notizia da casa Benetton è questa quest'oggi, la situazione medica di Nasi Manu, trentenne, terza linea, che si era accorto nel mese di agosto dopo alcune visite a Newport di avere un tumore all'apparato urogenitale. Il giocatore di origini tongane è stato operato prontamente al Cafoncello di Treviso, ora si sottoporrà anche ad un nuovo ciclo di chemioterapia. Il giocatore ha salutato proprio l'altro giorno i compagni di squadra, la società, la famiglia e ha promesso che tornerà presto in campo. In bocca al lupo naturalmente a questo fortissimo giocatore tongano. Mi pare che questo sia tutto per ciò che riguarda il rugby, ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a domani, sarà l'ultimo spazio settimanale con il nostro appuntamento dedicato a Veneto Globe Sport e allora a tutti voi buona serata e buona giornata.